Buongiorno, sono la dottoressa Pinzano, sono la responsabile della struttura operativa semplice di ostetricia dell'ospedale di Tolmezzo. Oggi vorrei parlare della diagnosi prenatale. La diagnosi prenatale è quella scienza che ci permette di conoscere, già quando siamo in attesa di un bambino, come starà. La diagnosi prenatale ci permette, in momenti diversi della gravidanza e con modalità diverse, di sapere molte cose, non tutto, ma moltissime cose su come starà il nostro bambino. La prima cosa che ci permette di conoscere è come sono i cromosomi. I cromosomi sono tutti quei libri che abbiamo nel nostro organismo. All'interno di questi libri ci sono tante pagine con i geni. I geni sono a loro volta quelle cose che codificano ogni parte di noi. Quindi avere i cromosomi in maniera corretta è la prima cosa che ci permette di stare bene e di essere sani. Per sapere quali sono e come sono i cromosomi dei nostri bambini è possibile eseguire un esame che si chiama amniocentesi. Questo si sapeva fin dagli anni 70. L'amniocentesi che cos'è? È un esame invasivo. Vuol dire che attraverso una puntura che attraversa l'utero e preleva del liquido amniotico, questo liquido viene poi messo in coltura e attraverso la coltura si conoscono appunto i cromosomi del bambino che nascerà. Purtroppo questo è un esame invasivo. Cosa vuol dire questo? È un esame che è a rischio di abortività. E questo rischio di circa lo 0,8-1%, quindi un rischio abbastanza alto di tutte le procedure. E in realtà quindi il fare l'amniocentesi solamente sulla base dell'età, perché sappiamo che le alterazioni cromosomiche aumentano man mano che aumentano anche gli anni della mamma, significa individuare solamente una piccola parte dei bambini che potranno avere alterazioni cromosomiche. Faccio un piccolo passo indietro. Quando si parla di alterazioni cromosomiche, la più conosciuta e la più frequente è la trisomia 21. La trisomia 21 è la cosiddetta sindrome di Down. Tutti abbiamo presente che cosa significa, appunto perché è molto frequente. C'è la possibilità appunto di conoscere i cromosomi attraverso questo esame. Però il prezzo da pagare è quello di sottoporsi appunto ad un esame che potrebbe avere anche un esito avverso, cioè portare all'aborto. Con questo alcuni anni fa era l'unica possibilità che avevamo. Ultimamente, negli ultimi 10 anni, diciamo, è possibile arrivare all'amniocentesi attraverso quello che noi chiamiamo screening prenatale, cioè selezionare le pazienti che dovranno fare l'amniocentesi precedentemente all'inizio della gravidanza. L'età quindi diventa solamente uno dei fattori, uno degli indicatori in base al quale scegliere se fare o non fare l'amniocentesi. Gli altri indicatori sono un importantissimo esame che viene fatto entro la 12ª settimana di gravidanza che si chiama traslucenza nucale. È un esame che attraverso la misurazione della plica del collo del bambino ci permette di conoscere appunto il rischio di anomalia cromosomica, nel senso che maggiore questo spessore, maggiore è il rischio di anomalia cromosomica, ed è semplicemente un'ecografia che viene fatta appunto tra le 10 e le 13 settimane. Accanto a questo poi abbiamo la possibilità di fare un prelievo di sangue alla mamma che permette di dosare delle proteine fettali nel circolo materno, proteine sempre che possono essere alterate in caso di anomalia cromosomica. Ora, quello che si è scoperto negli ultimi anni è che mettendo insieme tutte queste cose, cioè i dati che otteniamo dal dosaggio delle proteine fetali, più la misurazione ecografica della traslucenza nucale e ovviamente anche l'età della mamma, questo ci permette alla fine di avere una valutazione del rischio di anomalia cromosomica. È quello che viene chiamato test combinato. Non è altro che uno screening che ci permette quindi di dire se è necessario fare l'amniocentesi o no, a prescindere dagli anni della mamma. Quindi anche
mamme giovani, ad esempio, facendo questo esame, sanno se dovranno fare l'amniocentesi o comunque l'esame invasivo per conoscere i cromosomi del bambino. Allo stesso modo, le mamme che hanno più di 35 anni non necessariamente dovranno fare l'amniocentesi, perché può essere che il loro rischio che emerge appunto da questo test sia un rischio così basso che non giustifica un esame invasivo appunto come l'amniocentesi. Quindi all'inizio della gravidanza sottoporsi allo screening prenatale permette di selezionare in maniera molto accurata e molto precisa le donne che avranno appunto un rischio elevato di anomalia cromosomica e in questo modo di evitare gli esami, come dire, alla cieca e quindi di evitare anche delle inutili perdite fetali, degli inutili aborti. Ovviamente la diagnosi prenatale non è fatta solamente dall'amniocentesi. Ad esempio negli ultimi anni si fa frequentemente anche la villocentesi, cioè un prelievo di villi fetali. E questo è un esame molto più accurato, molto più che viene fatto su indicazione, nel senso che ci permette di conoscere i cromosomi del bambino, ma anche ci permette di avere del materiale su cui fare delle indagini genetiche, quindi delle indicazioni speciali, ad esempio se nella famiglia si è portatori di qualche anomalia genetica di cui si è già a conoscenza. In base a questo sapere si può andare ad individuare nel bambino che dovrà nascere se anche questo ne sarà affetto oppure no. Quindi la villocentesi è un esame che ha diversi tipi di impiego. Ovviamente la diagnosi prenatale non si fa solamente entro le 12 settimane, può essere fatta anche più avanti, entro la 20ª o 22ª settimana, sempre comunque nei termini di legge per poter poi accedere alle interruzioni di gravidanza secondo la legge italiana.